La storia di Hans Castorp che vogliamo raccontare risale a molto tempo fa. Essa è per così dire già completamente ricoperta dalla nobile ruggine del tempo, per cui conviene raccontarla nella forma del passato più remoto. Questa storia è molto più vecchia dei suoi anni. Essa non deve il grado del suo passato, la sua maggiore o minore antichità, al trascorrere del tempo, ma si svolge, o per evitare il presente si svolgeva o si è già svolta, negli antichi giorni del mondo prima della Grande Guerra, con l'inizio della quale ebbero principio tante cose che hanno appena finito di cominciare. Tra poco saranno ormai passati 14 anni da quando ti tenemmo in braccio sopra questa coppa e da quando l'acqua con la quale ti battezzammo ricadde qua dentro. Ecco, questo è il nome di tuo padre. E qui c'è tuo nonno. E qui il nonno di tuo padre. Qui il nonno del nonno di tuo padre. E questo è il nonno del nonno del nonno di tuo padre. E questo è il nonno del nonno del nonno del nonno di tuo padre.